Presidente Conte, grazie di aver accettato di chiudere questa sessione del forum Masseria, e andrei subito a un punto controverso sul quale lei e il governo avete delle posizioni diverse. Mi permetta però di ringraziarla per questo invito che ho accettato volentieri, anche perché non potevo lasciare. Lei comprenderà che fosse consegnata ai posteri una visione edulcorata e distorta del paese, quindi adesso cerchiamo un po' Gennaro, quindi edulcorato e distorta, quindi. Allora, andiamo subito a un punto essenziale, cioè lei dice che il governo è in ritardo nella spesa. Ripartiamo un momento dal suo governo. I soldi a fondo perduto che ci hanno dato per il PNRR erano 67 milioni. Il massimo, miliardi, sì, certo. Il massimo che si poteva chiedere erano altri 122 miliardi. In tutto 189 miliardi. Allora, altri paesi hanno chiesto meno. La mia domanda è, a questi poi si aggiungono 30 miliardi dei fondi di coesione, eccetera. La mia domanda è, quando lei ha chiesto questa cifra così importante, era convinto che si sarebbero potuti spendere con ragionevolezza, non dico con facilità, ma insomma con ragionevolezza? Direttore, visto le polemiche di questi giorni, mi permetta di mettere chiarezza, anche perché qui vedo un vecchio pallino della destra di voler riscrivere la storia. Non dobbiamo distorcere fatti che hanno precisi riscontri. Innanzitutto io non ho parlato di ritardi nell'attuazione del PNRR, ma per un motivo semplice, che il governo non ha ancora accettato in modo trasparente neppure di venire in Parlamento, di farci vedere le carte e vedere a che punto siamo coi ritardi. Lo ha detto la Corte dei Conti, la quale ha detto: guardate che avete speso i primi 4 mesi 1 miliardo su circa, mi pare, 32 che bisognerebbero spendere, che andrebbero spesi in quest'anno. Ovviamente sappiamo qual è il risultato. Il governo ha cancellato il controllo della Corte dei Conti, un controllo concomitante sulla fase di monitoraggio e attuazione del PNRR. Vorrei aggiungere, per chiarezza, che era un controllo concepito che non aveva e non poteva produrre l'effetto di ritardare il procedimento di attuazione. Era semplicemente giudici contabili che offrivano una qualificata valutazione che era di ausilio per il governo. Aggiungiamo che 2 mesi fa dal Corriere della Sera ho lanciato un appello a nome del Movimento 5 Stelle: sediamoci a un tavolo. Evidentemente ci sono questi ritardi perché la Corte dei Conti non può scherzare, e sono anche comprovati al fatto, lo vorrei dire, altro fatto oggettivo, che doveva arrivare una rata già da qualche mese dall'Unione Europea e non sta arrivando. Mettiamoci intorno a un tavolo. Siccome questo non è, l'ho detto dall'inizio, non è il progetto di Conte, ma non è neppure il progetto Meloni. Questo è il piano di rilancio dell'intero paese. Non possiamo permettere di sprecare questi soldi. E questo governo sta abbracciando una prospettiva disastrosa, perché non è certo mandando via la Corte dei Conti che risolverà il problema dei ritardi. Ma sbaglio, o già Draghi aveva accantonato un momento questo doppio controllo? No, allora, per quanto questo controllo c'era assolutamente, non mi risulta che Draghi l'abbia accantonato, ma ripeto, non era un controllo che ritardava, semplicemente era un ausilio. Ma scusi, io da Presidente del Consiglio sarei ben contento di avere delle persone come i giudici contabili attrezzate e qualificate che ci aiutano e mi aiutano a valutare l'attuazione del PNRR. Anche perché mando via la Corte dei Conti, ma i ritardi che si accumuleranno, e se il piano non verrà attuato, a un certo punto arriveremo dove dovremo toccare con mano il disastro che si sta creando. Quindi non c'è da girare intorno. Comunque sulla terza rata, proprio qua il Presidente del Consiglio ha detto arriverà. Arriverà, e poi vedremo se la quarta rata arriverà. Però i ritardi sono oggettivi, ripeto, e non si riesce a comprendere l'arroganza di questo governo che non vuole neppure accettare un confronto. Noi abbiamo delle proposte e soluzioni.
Sappiamo e abbiamo dimostrato quando abbiamo lavorato che abbiamo delle idee chiare, oltre che una visione di paese, abbiamo delle proposte e soluzioni che potrebbero accelerare. Non ci ha neppure degnato di una risposta, cioè il nostro appello è caduto nel vuoto. Neppure hanno avuto il coraggio di dire no, riusciamo a far da soli. Comunque, per correttezza devo precisare che la Meloni non ha accusato i governi precedenti. Ma lei rappresenta il capannello? Io ero presente dappertutto. Perché Io mi ero hanno pre- detto che è No, stato no, a no, margine dei no, lavori, no, no? no, Lo no, dico, no, no, mi è stato riferito autorevolmente. Ero presente dappertutto. Lei si sta riferendo, diciamolo, al fatto che la Meloni a margine dei lavori avrebbe detto alla presenza di imprenditori e personalità che la colpa è di Conte, dei Allora, siccome ritardi io e ero- anche di Draghi, pare. Allora, siccome ero lì, questo non è vero, ha detto soltanto, quindi nessuna accusa come di se non qualche difficoltà con la Commissione a proposito di problemi marginali come lo stadio di Venezia e lo stadio di Firenze. Quella che è poi roba sono che non mi appartiene appunto, perché che come lei sa sono stato appunto, mandato prima, perfetto, quindi che sono quando c'è stati stata tolti la prima. Ma prospettiva non di c'era gestirli non si è c'era allarmato il mondo, un certo nessuna- mondo, e quindi non ho potuto, quel progetto di Firenze è stato poi inserito con Draghi che ha completato il piano e lo ha presentato. Allora, veniamo un momento ai rapporti politici italiani, in particolare a quelli con il Partito Democratico, perché allo Stato è vero che le elezioni sono ragionevolmente lontane, le elezioni che contano saranno quelle europee, e lì ciascuno misurerà la sua forza. I rapporti con Elly Schlein, come sono? Perché mi pare, anche quando le ho fatto in televisione qualche giorno fa la domanda, le dico, ma lei l'ha invitata ad un vertice e lei ha risposto, beh, questi problemi non si risolvono con degli incontri, i salotti si risolvono poi sul campo. Quali sono adesso i vostri rapporti? No, volevo dire che per il modo di far politica del Movimento 5 Stelle, che è un modo di far politica ovviamente anche scomodo, che è una forza innovatrice del sistema che tiene l'asticella alta, allora è chiaro che non è un problema di trovare dei compromessi, di fare un incontro di vertice e dire beh, d'ora in poi facciamo un'alleanza. A noi interessano i progetti, a noi interessa la direzione di marcia, a noi interessa la situazione. Prima c'è il ministro Urso, è stato molto cortese nei miei confronti, non vorrei rompere l'incantesimo, però forse gli andava chiesto come mai questo crollo della produzione industriale del meno 0,72%, che l'Istat ha certificato l'altro giorno. E lui ha detto che quello è stato l'unico dato negativo nel momento in cui Eurostat diceva che l'Italia era l'unico paese del G7 che cresceva in controtendenza con gli altri. Beh, attenzione però, se questo dato si consolidasse è un segnale d'allarme importante, è un segnale che si aggiunge a una realtà che a me sembra il governo, di cui non tenga conto il governo, che è quella del caro vita, caro bollette, caro mutui e affitti. Il governo sta offrendo una rappresentazione, io sento dire che finalmente adesso l'Italia conta nel mondo, in Europa, ma abbiamo letto concretamente e con attenzione e competenza l'ultimo accordo sull'immigrazione? Beh, mi pare di capire che per la prima volta si stabilisce che allora, i paesi secondari, diciamo, quelli dove vanno i flussi secondari, cioè quelli che arrivano in Italia se ne vanno, Sentiamo. per esempio la Germania o perfino l'Olanda, hanno capito finalmente che per non mandare gli immigrati a loro, visto che la Meloni gli ha detto scusate, se volete che gli immigrati non arrivino a voi, dovete aiutarci a fermarli prima. Non a caso Questo oggi, l'hanno detto già nel 2018 dopo che li ho ottenuti Sì, una notte però, intera nero allora, su bianco, diciamo che la già. novità è Quindi che- la svolta c'è stata allora a parole. Ma oggi I però, fatti- scusi, a Tunisi la Meloni è andata con Ursula von der Leyen e con Rutte, che era un tradizionale avversario dell'Italia, guai a nominarci, e che adesso invece No, ma guardi, collabora anche lui. Rutte viene dappertutto, il problema sono le questioni concrete. La Meloni è la terza, quarta volta che va in Tunisia. Il problema in Tunisia è serio, non lo si risolve Molto con una serio, visita molto perché serio. lì c'è un problema sociale, economico, finanziario che non è la visita, la singola visita che Il potrà problema di risolvere. soldi e È un po' chiaro. li riporta l'Unione Allora, Europea in attesa che arrivino quelli parliamo del Fondo dell'ultimo Monetario. accordo. La Meloni, secondo me, deve comprendere, mi permetto, insomma, con tutto il rispetto dal mio punto di vista, deve comprendere che un Presidente del Consiglio non è più all'opposizione dove si lanciano slogan, affermazioni che poi rimangono indimostrate. Tanto è vero che le giravolte sono tantissime, tutte quelle affermazioni fatte all'opposizione oggi vengono pagate, perché le giravolte sui POS, sul super bonus,
sul blocco navale e sulle accise sui carburanti e tantissimi altri argomenti, poi le paghi. Oggi non puoi dire hai avuto una svolta in Europa come ha fatto a un recente Consiglio europeo, perché la svolta non c'è stata ancora. L'accordo da ultimo, attenzione, valutatelo dal punto di vista tecnico, è un accordo che finalmente viene incontro alle istanze dei paesi come la Germania, la Svezia, l'Olanda, che temono i movimenti secondari. Allora diciamo i movimenti secondari perché vengono tutti in Italia, ma in Italia non rimangono. La maggior parte poi vanno negli altri paesi. Quindi oggi, quando questi paesi hanno ottenuto che in Italia noi rafforzeremo le procedure di controllo di frontiera, loro lo fanno perché vogliono una registrazione ancora più puntuale, ancora più rigorosa, in modo da evitare e imputare all'Italia i movimenti secondari. Quando per l'altro capo dell'accordo raggiunto si ragiona di paesi terzi, ma adesso abbiamo un accordo per andare e portarli nei paesi terzi. Signori, ma il diritto internazionale, non si scherza, il diritto internazionale con i principi europei, li porti nei paesi terzi, andate a leggere il testo, sulla base di criteri oggettivi, ci deve essere una connessione del migrante con quel paese e poi ancora ci deve essere il consenso del migrante. Quindi quando leggo dalle interviste oggi di Piantedosi, per esempio il Senegal disponibile, ma bisogna vedere se ci vogliono andare in Senegal, se c'è una connessione oggettiva. Quindi dove stanno questi passi avanti? Cioè stiamo attenti a rappresentare una realtà edulcorata. La realtà vera, quella oggettiva al momento, che il blocco navale non si poteva fare e molti l'hanno votata perché erano convinti del blocco navale, ci hanno creduto. E poi ancora, il secondo aspetto è che qui abbiamo la triplicazione e quadruplicazione dei flussi migratori rispetto all'anno scorso. E se arriviamo così a fine anno sarà un disastro totale. Quindi è un governo che deve ammettere che le ricette e gli slogan non funzionano. Ma mi scusi, a proposito di passaggio dall'opposizione al governo, Prego. lei quando ha fatto il Presidente del Consiglio l'ha fatto... Che avevo promesso, No, dica no, che aspetti, l'ha fatto io non avevo promesso da nulla, rappresentante di un se non movimento, quello che ci siamo impegnati a realizzare col però programma. da rappresentante di un movimento che insomma, era quasi rivoluzionario. Andando a Palazzo Chigi ha capito che la realtà era un po' più complicata e l'ha dovuta gestire. Siamo rimasti rivoluzionari, se no sarei stato cacciato da Palazzo Chigi, guardi. Vabbè. Allora, torniamo un momento alla slide, perché poi ci siamo allargati. Come pensa di gestire il rapporto? Se pensa di gestire il rapporto con la sinistra, con la Dicevo, allora non è una questione di rapporti personali, io ho avuto sempre buoni rapporti personali con tutti, io non sono una persona che vive di simpatia e antipatia o idiosincrasie personali. Per quanto riguarda quindi la SCIA, io noto e sottolineo, ma ne faccio un discorso politico di traiettoria, che con la SCIA c'è sicuramente una maggior determinazione e decisione del Partito Democratico verso il salario minimo legale, dove noi ovviamente siamo attestati da tempo e per noi è una realtà questa che riguarda 4 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che vivono sottopagati e sfruttati. Non possiamo andare avanti. Poi parliamo di G7, poi parliamo di l'Italia che conta, ma l'Italia deve adeguarsi agli standard del G7 sul salario minimo legale, che per la Presidente del Consiglio invece è uno specchietto per le allodole, faccio un solo esempio. Poi noto anche che il PD sta facendo progressi assolutamente sulla dimensione, sulla sensibilità per la precarietà, che è il grosso problema del nostro Paese. In questo senso quindi si sta smarcando dal PD renziano del Jobs Act. E su questo io registro positivamente e sono ben contento che si crei, come dire, un percorso per lavorare congiuntamente verso un obiettivo condiviso. Però devo prendere anche atto che sulla guerra non ancora ci siamo, assolutamente non vedo svolte, vedo solo un'escalation, una strategia militare. Rasmussen, autorevolissimo esponente e con grande esperienza, anche perché è ex segretario generale della NATO, ha detto in un'intervista che non può essere trascurata perché le sue parole non sono parole che non pesano. Ha dichiarato al The Guardian, la rivista autorevole britannica, che ci sono alcuni paesi NATO che scalpitano per mandare le truppe in Ucraina. E quella è la prospettiva dei prossimi vertici NATO? Arriveremo a quello? Ci state trascinando in guerra, come sto dicendo dall'inizio,
e non venite neppure in Parlamento. No, il nostro è un sistema, una repubblica democratica su base parlamentare. Il Parlamento è fondamentale. Poi se vogliono riformare e cancellare il sistema parlamentare vedremo se ci riusciranno. Però devono venire in Parlamento a dircelo. Ecco, su questi aspetti, per esempio con la Schlein, abbiamo sicuramente ancora delle dissonanze, come anche sulla transizione ecologica. Prima ho sentito Urso e su quello sono d'accordo e finalmente vorrei che ci fosse una svolta conseguente. Noi dobbiamo recuperare ormai, i nostri sistemi economici devono recuperare le materie prime. Non possiamo più incenerire, distruggere tutto indifferenziatamente. Ha menzionato la Cina. È vero che c'è un problema geopolitico con la Cina. La Cina detiene, credo al 90%, le terre rare, che sono, come sapete, 17 materie chimiche, materiali chimici fondamentali dal litio in giù, che sono fondamentali per la nostra vita quotidiana, per tutto il sistema economico, il sistema infotelematico, semiconduttori, catalizzatori, fibre ottiche. E allora è chiaro che un paese che ha già di suo grandi giacimenti di queste sostanze, di queste materie, e in più ne controlla perché ha fatto una politica molto accorta anche nei paesi africani, eccetera, ci pone un problema geopolitico. Ma li dobbiamo affrontare in modo complessivo, non sedendoci al tavolo con gli americani e qui prendiamo ordini e poi ci robustiamo e faremo la guerra alla Cina. Non funziona così. Senta, ma lei oggi rinnoverebbe l'accordo sulla via della seta? Ma io l'ho rinnovato, lo sottoscrivo perché non ho mai fatto qualcosa di azzardato o di contrario all'interesse del nostro paese. Quando abbiamo sottoscritto quell'accordo l'abbiamo fatto, ricordiamoci, perché Germania e Francia avevano e ancora hanno uno scambio commerciale con la Cina che è di gran lunga superiore a quello nostro. Noi siamo svantaggiatissimi. Quindi, quando abbiamo sottoscritto quell'accordo, che ovviamente abbiamo assolutamente riformulato, e guardate che Xi Jinping ha dovuto accettare, questo diciamo quando tuteli l'interesse nazionale lo fai così. Xi Jinping l'ha sottoscritto con 13 paesi europei. Per la prima volta in tutto il mondo, non so quanti altri paesi, per la prima volta è stato costretto a modificare quel testo e abbiamo dovuto faticare mesi. Non l'avremmo sottoscritto altrimenti. Ecco, in quel testo c'è il level playing field, la parità di condizioni. Cari cinesi, voi per noi non siete imperialisti, o vi siete al tavolo e negoziamo a parità o non si va da nessuna parte. Però lei Cari cinesi, per noi esiste la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale e finanziaria. Sono concetti che loro non conoscevano, li abbiamo imposti. Lei sa però che loro non hanno mantenuto alcune promesse, per esempio una grossa commessa di Leonardo, una commessa che doveva arrivare a Leonardo, poi alla fine è andata ai francesi, quindi non sono questo però, scusi, non c'entra nulla con un accordo che è un accordo quadro con concetti molto astratti. Ovviamente se fossimo rimasti noi avremmo tutelato Leonardo con la massima forza possibile, come abbiamo sempre fatto su tutto. Bene, torniamo un momento alla guerra. Lei è davvero convinto che non dando più armi all'Ucraina la situazione può migliorare? Ma lei è davvero convinto che invece dando armi noi non abbracceremo un conflitto totale mondiale con truppe che fra un po' arriveranno e semmai scapperà anche l'incidente nucleare? Non dare armi significa... No, però risponda perché il tema è questo. Sì, io ne sono convinto. Quindi lei può garantire oggi che non ci sarà un conflitto nucleare? La ringrazio molto. No, è questo il tema, scusi. Io non riesco a garantire niente. E questo è il tema che bisogna chiedere ai nostri... No, però fuori di metafora. Sì. Al tavolo con i nostri alleati, e questo è il tema da porre. Certo. Signori, noi siamo qui in Europa, voi siete un po' più distanti, a Washington, eccetera. Ma questa vostra strategia a cosa ci ha portato sin qui e dove ci sta portando? Ci potete garantire, ci date un ombrello nucleare di copertura? Guardi, ci potete garantire che qui adesso finirà la guerra dopo tutte queste forniture e invece non avremo un'escalation? Non vorrei ricordar male, in un'intervista precedente che feci con lei escluse che sarebbero arrivati i jet? No, dissi che a suo tempo avevano deciso di non darli. Io personalmente gli avrei mandati prima. Anche i nostri ministri hanno sempre garantito no, questa è l'ultima, non ci sarà un'ulteriore escalation. Era l'ultima spiaggia, noi siamo arrivati, dovevano andare. Ormai stiamo arrivando stiamo entrando noi in guerra, perché io l'ho detto dall'inizio, se tu abbracci questa strategia ti costringerà
ogni passaggio, ogni elevazione del livello di rischio ad abbracciarlo. Invece, scusi, ma più saggiamente non sarebbe stato opportuno, dopo già le prime forniture militari offerte all'Ucraina per ovviamente contrastare l'invasione, non sarebbe stato più saggio, anziché tutti dire non si potrà mai trattare assolutamente un criminale pazzo, non dobbiamo mai trattare, dobbiamo vincere, 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 sconfiggere Putin, non sarebbe stato più saggio sedersi a un tavolo, a un negoziato, non arrendersi, sedersi a un tavolo negoziale con forza, coinvolgendo la Cina, la Santa Sede? Ma come fai a dire che il Papa, la mediazione del Papa deve stare a casa sua e il Papa non deve mediare? Oh, ma è Putin che non vuole mediare, lo sa. È Putin che non vuole mediare. Beh, dai. Io ho sentito Putin dire ha però dato- che il Papa deve stare a Putin- casa sua scusi, e non deve Putin- sperimentare. Tanto in Ucraina è Ma stato... lei ha parlato con Putin, le ha detto che non vuole mediare. Ma Io come no, fate Macron a sì, dire? Ma Macron scusi, sì. ma come si fa a C'ha dire? l'orecchio rosso dalle Tra telefonate, l'altro, Macron. tra l'altro, come si fa a entrare nella testa di Putin e capire quali sono i reali interessi in gioco se non si costruisce? Ma di che cosa avete paura? Di costruire un tavolo negoziale? Ma assolutamente E di no. scoprire poi che cosa veramente vuole Putin? Ma scusi, ci ma sono lei degli interessi in ma lei gioco, è ovvio. Ma lei accetterebbe un tavolo negoziale con i russi in casa? Lei accetterebbe un tavolo negoziale con i russi Quindi noi che, allora, che hanno perfetto, occupato allora le 4 ecco, aree dopo allora il 22 diciamolo febbraio? che questo è il tema. Lei ha perfettamente interpretato oggi la postura collegata alla strategia militare. Noi non ci sediamo a un tavolo negoziale fino a quando non avremo sconfitto Putin. Putin ha 6.000 testate nucleari, come mi risponde? Allora, Putin sa benissimo di non poter utilizzare... Se la guerra la vinciamo, il tavolo Ma non negoziale è la non guerra serve la più. vinciamo. Quindi per voi il negoziato non esiste. Ma per lei Come allora non considerazione esiste... neppure astratta, oltre che Presidente, pratica. allora devo dirle è che un per- errore che stiamo facendo strategico, perché io non ho mai detto ci si siede al tavolo negoziale con una postura, come dire, in cui ci si pone in modo così, ci si assoggetta in un modo assolutamente timido, ma con grandissima forza e coinvolgendo la comunità internazionale. La Cina si è offerta, è stata scacciata Infatti, via. No, non è stata cacciata via, la Cina sta facendo il suo lavoro e speriamo che lo faccia bene, come sta facendo il suo lavoro con possibilità purtroppo più modeste la Santa Sede. Ma per lei è irrilevante che un paese sovrano venga invaso? Ma no, guardi, Perché mi sta- scusi, se noi adesso così ci- mi offende, con questa No, domanda mi mi offende. No, mi scusi. Perché se non- allora ritorniamo al filo putiniano? No. questo Ritorniamo mai, alle liste di questo Mosca. mai, questo mi no, mi no, vuole no, dare no. il filo No, putiniano? no, no, le Se lei dico mi dice questo mi sta dicendo filo putiniano Allora, e mi offende. allora gliela metto perché diversamente. offende la posizione politica, strategica, geopolitica di un intero movimento che da subito ha scritto quel che sta accadendo. Noi Allora. abbiamo capito per primi quello che sta accadendo, l'abbiamo fatto alla luce di una certa esperienza, anche studiando con esperti, confrontandoci, e abbiamo cercato di rappresentare questa posizione. Purtroppo noi stiamo andando a una guerra a oltranza con 6.000 testate nucleari, e lei capisce bene che la sconfitta di Putin probabilmente lo metterà in un tale angolo che a quel punto lì qualsiasi rischio dovremo abbracciare. Allora, Nel frattempo cambio la però domanda, qui le c'è cambio- una sofferenza economica, sociale grandissima, un'incertezza per il futuro. È quello che vogliamo perché non vogliamo sederci a un tavolo negoziale? Presidente, È quello che vogliamo perché non abbiamo voluto esplorare questa via? È quello che vogliamo perché abbiamo pensato che non ci fosse strategia politica che tenga, ma solo una strategia militare? Allora, lei al posto di Zelensky si siederebbe a Però un dovete ta- applaudire più forte e farvi sentire nel paese. Il 17 giugno parleremo di questo. Voi mi applaudite qui, ma dovete venire ad applaudire, a far sentire al governo che non siete d'accordo. Perché io ovunque giro il paese, da nord a sud, tutti quanti mi date ragione. Poi però, che cosa sentiamo in TV? Solo la linea del governo. Beh, no, questo Il no. 17 Figuriamoci. giugno ci sarà la possibilità di venire a Roma in piazza a dire che queste, tra l'altro, non solo basta precarietà, basta precarizzazione, ma vogliamo il salario minimo e questo ed altro, ma anche a dire che questa strategia militare non sta funzionando. Presidente, Se al rimanete posto- in silenzio e in piazza ci vado solo io, poi non vi potete lamentare. Lei al posto di Zelensky si siederebbe a un tavolo di trattative con 4 aree del paese occupate dopo il 22 febbraio? L'ho detto dall'inizio, Zelensky è lì e si sta difendendo e rimane in tutta mimetica militare eccetera, e sicuramente sta
diventando un eroe per il suo paese, un eroe, lo dico, ma grazie alle nostre forniture. Appunto, se Quindi non non gli può diamo più le essere forniture, lui quello che si deve decide arrendere. in esclusiva, e lo dico chiaramente, non lascerei a lui, visto che ci stiamo rimettendo noi in forniture, in impegni finanziari, adesso c'è una corsa al riarmo, sembra che ormai noi dobbiamo rinunciare al welfare per sostenere le forniture militari. Lei sa che La l'Italia, corsa al riarmamento. lei sa che l'Italia Allora ha detto io di dico no, che lo quindi- dico chiaro, l'ho già detto, Zelensky non può decidere lui come e quando sedersi al tavolo, quali condizioni o meno, fermo restando che tutti noi lavoriamo per lui per difendere la sua sovranità territoriale. Però lei sta dicendo che il presidente di uno Stato sovrano non ha titolo a stabilire se la sua sovranità deve essere o no compromessa. Sto dicendo che siccome in guerra ormai indirettamente, ma temo direttamente, tra un po' ci siamo anche noi, abbiamo titolo anche noi per sederci a un tavolo e non possiamo offrire a Zelensky una cambiale in bianco che ci dica lui come e quando vuole fare la pace, se la vuole fare, a quali condizioni, se deve vincere, se deve arrivare a Mosca, se deve vincere Putin o no. Ma questo lo dico nel rispetto di Zelensky e in appoggio alla popolazione ucraina, perché in tutto questo, questa strategia militare, la stiamo facendo anche sulla pelle della popolazione ucraina, perché le morti e le distruzioni sono principalmente lì. Senta Presidente, torniamo un momento all'interno. Il Movimento 5 Stelle ormai è un movimento radicato in Italia da parecchi anni. Come mai a livello territoriale, a livello periferico è ancora così debole? Perché guardi, nella fase iniziale c'erano i meet-up che hanno contribuito dal basso all'affermazione di questa forza, a creare un grande consenso. Poi questi meet-up si sono persi, si sono spenti nel corso degli anni e non c'è stato un progetto ovviamente che abbia recuperato questa dimensione territoriale dal basso. Adesso noi siamo partiti con i primi 84 gruppi territoriali che abbiamo formato, adesso ne stiamo costituendo tanti altri e quindi ci sarà questa possibilità di lavorare anche dal basso che ci è mancata in tutti questi anni. Quindi in sostanza è stato un movimento sin qui d'opinione, però senza un radicamento territoriale. Le nostre performance sul territorio chiaramente non potevano essere brillanti, perché lei ha visto, lei è grande esperto, ha visto come si sviluppano le elezioni comunali, quelle territoriali? Ci sono ormai liste, peraltro, che spesso si camuffano, diventano civiche, mettono i soliti noti portatori di voti, sono lì, si nascondono in queste liste civiche, si presentano coalizioni 6, 7, 8, 9, 10, 12 liste. A quel punto lì, in un paesino con 12 liste, 20 candidati per lista, lei mi dica, sono coinvolte tutte le famiglie, quindi un movimento d'opinione come il nostro, dove li prende i voti? Infatti, senta, Grillo che fa? Grillo ci sentiamo spesso, è stato anche a Roma, abbiamo fatto un incontro, avevo chiesto a un ospite d'eccezione come Tridico di fare una riflessione sul mondo del lavoro e pensionisti, ci siamo visti recentemente, ci continuiamo a sentire. È diventato un amico di famiglia, No, chi è uno amico di zio famiglia? che vi viene No, a trovare ogni tanto. Amico di famiglia dà dei suggerimenti personali. No, qui invece sono suggerimenti, idee, progetti per rilanciare ovviamente, per innovare sempre e per dare nuova benzina alla nostra azione politica. Grillo rimane sempre un grandissimo visionario, legge tanto, mi fa tantissimo piacere parlare, confrontarmi con lui ed è una grande personalità, ancora all'interno del movimento e lo rimarrà. Permettetemi di fare una pausa, forse non c'entra nulla, però io sono rimasto sconvolto, voglio dire pubblicamente, parlando di personalità. Ieri è venuto a mancare un grande intellettuale, si chiama Nuccio Ordine, forse non tutti lo conoscevano. È un intellettuale che ha avuto riconoscimenti più prestigiosi in tutto il mondo. Ha fatto una grandissima battaglia, lui era calabrese ma era invitato nei paesi iberici, Francia, dappertutto, per quanto riguarda i classici, la letteratura umanistica, il valore della cultura umanistica rispetto a quella scientifica. È un grande nostro intellettuale, ha scritto libri tradotti in tutto il mondo, lo dico perché veramente, a parte il rapporto personale, lo sconvolgimento che ho subito, è veramente una di quelle grandissime personalità. Se vi capiterà di leggere un suo libro, tenete cura a mente, perché sarà di grandissimo arricchimento. Penultima domanda.
lei può immaginare una alleanza organica con con il nuovo Partito Democratico? Io sono contrario alle alleanze organiche. Cosa significa alleanza organica? Che si Permanente, fa una confederazione, un'alleanza ci si permanente. trova a livello di vertice e si stabilisce il gruppo dirigente e d'ora in poi siamo un unico organismo indistinto. No, l'alleanza organica no. A noi, come ho detto, ci interessano traiettorie, obiettivi, progetti politici. Posso condividere col Partito Democratico degli obiettivi, delle battaglie. Ovviamente questo dialogo va affinato, io spero che possa crescere, io non ho nessuna contrarietà al fatto che cresca, si rafforzi, si possano trovare sempre più terreni comuni di azione, ma sicuramente ragionare di un'alleanza strutturale organica oggi è fuori luogo. Un'ultima cosa, le fa piacere il governo abbia scelto la sua Puglia per il G7? Da pugliese ovviamente io credo che la Puglia sia una degnissima cornice, però mi interessa vedere come ci arriveremo al G7, sperando ovviamente, confido che ci saremo ancora al G7. Continueremo Ma a Presidente, lavorare. stiamo crescendo, non so per quanto, ma più di tutti gli altri paesi del G7 le dice che ci arriveremo. Dai, Guardi, però, per piacere, dai. direttore, ovviamente io credo, vorrei il mio paese ci arrivasse bene al G7 e fosse veramente il leader per quanto riguarda dettare alcune linee d'azione, alcune battaglie. Però attenzione, è ovvio che siamo in un contesto difficile, Certo, vero. perché non solo ovviamente gli ultimi dati che potrebbero essere anche isolati, adesso vedremo come si consolideranno, quelli della produzione in un paese manufatturiero mi hanno molto Certo, ma preoccupato. la recessione in Appunto. tedesca ci fa male, eh? Ci fa molto Assolutamente, male. poi teniamo conto che tra un po' arriverà il nodo al pettine del patto di crescita e stabilità e sicuramente ci dovremo misurare con una proposta, quella attuale del patto di stabilità e crescita, che secondo me andava negoziata meglio. Lo dico anche sia per Draghi sia per la Meloni. Bene, grazie Presidente Grazie a di questa voi. conversazione. Grazie a voi. Cecilia, vieni.